stato così facile e così veloce correggere i difetti della vista e dire addio finalmente ad occhiali e fastidiose lenti a contatto. Oggi si può, grazie a delle strutture sempre più all'avanguardia nel settore, a specialisti che operano e studiano da anni come correggere i difetti della vista nel modo meno invasivo e indolore possibile. Questa eccellenza è arrivata anche al centro Salus di Marostica, che ha raccolto i maggiori esperti per il nuovo servizio di chirurgia refrattiva con laser a decimeri. È uno strumento molto preciso che riesce a ablare, cioè a vaporizzare uno strato di tessuto corneale molto preciso, molto micrometrico addirittura. Facendo questo cambiamo la curvatura della cornea, che è la lente più importante dell'occhio. Cambiando la curvatura possiamo rendere questa lente più forte o più debole, quindi correggere l'ipermetropia o la miopia, a seconda di quello che vogliamo. Miopia, ipermetropia, astigmatismo. Sono questi i principali difetti che la tecnologia del laser a decimeri può correggere, garantendo un risultato ottimale e sicuro nel tempo. L'intervento in quanto tale dura qualche minuto, quindi dal punto di vista del comfort del paziente è molto semplice la cosa, non si sente dolore, si sente solo un po' di bruciore perché l'occhio deve rimanere aperto tramite una piccola molletta che lo tiene aperto, ma però come dolore assolutamente niente. Dall'inizio fino alla fine di questo percorso, la struttura è stata creata apposta per accompagnare il paziente mano nella mano, a partire dai primi esami di idoneità all'intervento fino alla definitiva stabilizzazione. Attorno ai 19-20 anni è possibile valutare la stabilità del difetto e poi eventualmente decidere se l'occhio è idoneo all'intervento chirurgico. È molto importante che venga valutata l'idoneità anatomica dell'occhio stesso tramite una visita oculistica normale, l'effettuazione di alcuni esami particolari proprio dedicati all'intervento di chirurgia laser, che sono la pachimetria, la topografia corneale e la pupillometria. Tutti questi esami combinati insieme possono descrivere l'idoneità anatomica dell'occhio al trattamento. Una volta chiariti tutti i dubbi e vinta l'iniziale prudenza, si può partire con l'intervento. Tutto molto più semplice di quanto si possa immaginare, poco meno di 10 minuti e una settimana di ripresa. I tempi per riprendersi sono abbastanza brevi, diciamo che ci sono 2 o 3 giorni di bruciore, lacrimazione, sensazione di corpo estraneo immediatamente durante l'intervento, poi dopo 7 giorni un paziente può tornare a fare la vita di tutti i giorni, può tornare alle sue attività, anche se la vista non è perfetta, ma è come io dico sempre ai miei pazienti, come andare in giro con un paio di occhiali sporchi, ci si vede però insomma non è perfettamente nitido. Dopo un mese circa il paziente è guarito e dopo 6 mesi si ha la stabilizzazione del risultato refrattivo. Strutture all'avanguardia, laser di ultima generazione, ritrovare la propria vista in poco tempo e affrontare un intervento davvero con serenità. È molto importante come viene fatto l'intervento, dove viene fatto, con che strumentazione viene fatta, come viene seguito, quindi la professionalità. Ad esempio in questa struttura il laser lo abbiamo posizionato in una vera sala operatoria, quindi con delle condizioni di sterilità, di ambiente, umidità, temperatura controllate e perfette. Difficile governare la natura e i segni del tempo, ma oggi intervenire sulla vista è possibile senza paura.